Presidente, lo studente è una risorsa, lo ha detto Banca Italia, lo conferma anche il Rettore, quindi come fare a far fruttare ancora di più queste risorse? Allora, ci deve essere sicuramente un lavoro per capire la differenza che c'è fra l'esercizio effettivo del diritto allo studio e il diritto allo studio. L'esercizio effettivo deve essere fatto attraverso delle cose pratiche e quindi attraverso l'ESO, la reperibilità degli alloggi, attraverso la ristorazione, attraverso le borse di studio in non abbienti, per far sì che tutti effettivamente possano avere le stesse possibilità. Dopo è ovvio che è solo attraverso il merito che si avranno le eccellenze e si premieranno le eccellenze. Ecco, esercitare effettivamente il diritto dello studio è aiutare le famiglie, aiutare gli studenti in un percorso importante della loro vita. Ecco, bisogna aiutare le famiglie prima, poi bisogna aiutare gli studenti. Aiutarle dal punto di vista economico bisogna farlo se il ragazzo se lo merita e se effettivamente non ha le necessarie risorse per poterlo fare la famiglia. E poi il titolo italiano deve diventare ancora più spendibile in Europa e all'estero. Questo è sicuramente necessario, il fatto di conoscere le lingue adesso è un'opportunità non solo perché si riescono a capire gli altri, ma ci si mette anche a confronto con culture e identità diverse e soprattutto con possibilità lavorative sicuramente europee. Padova è 250esima nel ranking internazionale dell'università. Come rendere però i nostri titoli ancora più spendibili a livello internazionale? Bisogna investire ancora di più? Certamente ci vuole un corredo normativo ma anche finanziario, logistico perché i nostri titoli siano sempre più appetibili e quindi ci sia maggiore mobilità dei nostri studenti e dei nostri ricercatori, ma anche mobilità in ingresso, che cioè si lavori sempre di più in una dimensione di natura internazionale. La Presidente della Provincia dei Gani ha detto, riferendosi a dei dati di Banca Italia, lo studente è una risorsa, lo studente frutta, è così? Ma non c'è nessun dubbio, bisogna anche fare il discorso diverso, cioè dire guardiamo che impoverimento avrebbe il Paese con un grado ancora più basso di istruzione superiore. L'istruzione è una risorsa ed è una risorsa strategica per il futuro. Se tagliamo i finanziamenti all'istruzione recidiamo le radici del nostro futuro.